Leggo dal Salmo 92, versetti 13 a 15. Quelli che sono piantati nella casa del Signore fioriranno nei cortili del nostro Dio. Porteranno ancora frutto nella vecchiaia. Saranno pieni di vigore e verdeggianti, per annunciare che il Signore è giusto. Egli è la mia rocca e non v'è ingiustizia in Lui. Un benvenuto a tutti. Un benvenuto alla presenza di Dio come alberi ben piantati, fioriti e con dei frutti portati ad ogni età. Ognuno di noi porta il suo frutto. Alla presenza di Dio si è così e Dio ci vede così. Si può essere empi. Essi sono rappresentati nelle scritture dall'erba che ha una vita breve e si secca subito, oppure da tutto ciò che è ben piantato, le cui radici affondano nella relazione con Dio. I migliori vini vengono da vitigni antichi e solo da quei vitigni antichi ci sarà un ottimo vino, e non faccio pubblicità a quale vitigno mi riferisco. La stessa cosa è con Dio. Nutriti da Dio significa esprimere tutto il ciclo della vita. Un albero lascia vedere prima i propri fiori, poi sappiamo che da quel fiore si prepara il frutto, ma non solo. C'è la vegetazione per l'anno successivo. Quindi nel fiore di una stagione noi vediamo la continuità per l'anno successivo. Quelli che sono piantati nella casa del Signore fioriranno nei cortili del nostro Dio. E poi viviamo con uno scopo, e oggi vogliamo anche ricordarlo. Noi viviamo per annunciare che il Signore è giusto. Versetto 15. Egli è la rocca, è la mia rocca, e non v'è ingiustizia in lui. Lo scopo è quello di annunciarlo. Questa mattina lo faremo attraverso il culto, l'adorazione, la vita insieme, i momenti di preghiera. Noi annunciamo che Egli è la rocca e non v'è ingiustizia in Lui. Egli è giusto, significa che promette le cose che dice. Egli è una rocca, significa che c'è, non so se avete mai visto una fenditura nella roccia, c'è lo spazio per rifugiarsi sotto, e poi non c'è ingiustizia in Lui. Sapete che significa ingiustizia? In termini pratici, significa che Lui è affidabile. Ci possiamo contare sempre su Lui, sotto l'ombra delle ali tue. E allora vogliamo metterci questa mattina sotto l'ombra delle sue ali attraverso il primo canto.
Egli è giusto, egli è una rocca, non v'è ingiustizia in lui. E questa affermazione è così forte che provoca un'emozione, provoca delle emozioni, qualcosa che si potrebbe vedere anche nello sguardo di chi scrive questo salmo. Andiamo a leggere i primi 4 versetti. Guardate come inizia. È bello celebrare il Signore. Chi l'avrebbe mai pensato? Il bello. È bello celebrare il Signore e cantare le tue lodi, o Altissimo. Proclamare al mattino la tua bontà e la tua fedeltà ogni notte. Sulla lira a 10 corde, sulla cetra con la melodia dell'arpa. Poiché tu mi hai rallegrato con le tue meraviglie, o Signore. Io canto di gioia per le opere delle tue mani. Di cosa possiamo rallegrarci questa mattina? Il salmista si rallegra, infatti dice che è bello celebrare il Signore. E poi mi sono chiesto, ma parlando di noi, cosa ci diverte? O potremmo anche dirci cosa ci dà noia? Cosa ci rende felici? Non trovo tra le righe di queste parole nessuna costrizione. Dio non ci fa violenza, nessun obbligo. Non trovo delle abitudini, non trovo neanche un atteggiamento di paura o di timore di fronte ad una divinità, non si sa mai come va a finire. Piuttosto qualcosa che ci spinge, che stimola i nostri desideri più profondi. Quasi dirci non vedo l'ora di essere alla presenza di Dio, perché ne siamo così innamorati. Poter dire delle cose a Lui, fra poco lo faremo con la preghiera, proclamare al mattino la sua bontà e la sua fedeltà ogni notte. Qualcuno mi diceva stamattina, mi sono alzato di notte e ho pensato a questo. E a volte il Signore ci mette nel cuore dei pensieri proprio di notte. Poter dire a Dio mi rallegro per come ti prendi cura e gestisci la mia vita. Allora, se fossi un musicista, non so cosa farei col mio strumento questa mattina. Forse metterei un sottofondo e forse a un certo punto alzerei anche il volume per far capire qualcosa a chi mi ascolta. Siamo meravigliati da Dio oppure siamo indifferenti a tutto ciò che ci accade, come se fossimo preda solo delle circostanze? Hai una ragione per la quale vuoi vivere questa vita? Ecco, questa è una domanda che ha la sua risposta con il prossimo canto, che è amare te. La ragione della vita è amare te. Allora
rassicurante che ci spinge, ci muove, ci rialza, suggerisce, orienta il nostro sguardo verso di te, attraverso proprio un Dio uno e trino, i cui benefici, Signore, ci hanno portato alla tua presenza questa mattina. Noi vogliamo ringraziarti, vogliamo alzare il nostro sguardo verso di te per incontrarlo, per essere rassicurati, per essere protetti, perché rimani un Dio affidabile, giusto e vero. Ti benediciamo questa mattina come popolo, come comunità, tutti insieme, attraverso quel prezioso nome che è il nome di Gesù. Amen. Grazie Padre per questa grande, immensa benedizione che ci dai tutti i santi giorni, che ci servi, ci aiuti, ci illumini, non ci fai inciampare, aiutaci sempre Signore, a te ringrazio e ti lode, sia glorificato sempre in nome tuo. Grazie Padre Celeste per questa grande benedizione che dai alle nostre chiese, tutti i tuoi ministri, purificali, santificali nel tuo santo nome, santificali nella fede per la tua santa benedizione. Grazie che anche oggi, Signore, siamo nella tua presenza, grazie che ci hai fatto diventare figli tuoi e ci hai aiutato a capire quanto grande è il tuo sacrificio che hai fatto per noi, Signore, morendo sulla croce per riscattare i nostri peccati, ieri, oggi e domani. Aiutaci sempre a non vacillare. Sia lodato il tuo nome, Signore, sempre, dei secoli e dei secoli, Dio primo, santo, immacolato. Amen. E gloria a te, Signore. Insegnaci ogni giorno che la ragione principale della nostra vita è quella di amare te, lodare te e servire te, Signore. Tu sia benedetto, Signore, perché piano piano, lentamente, nel tempo mi hai fatto capire l'importanza, hai fatto capire a tutti noi, Signore, l'importanza di lodarti, di amarti e di servirti. Sia benedetto il tuo nome, Signore, perché tu sei un Dio che insegna, che fai capire. Continua a far capire, Signore. Continua a far capire la salvezza che viene solo da Gesù Cristo, Signore. Ti preghiamo, Signore. Questa mattina vogliamo amarti anche di più di quello che abbiamo fatto ieri, l'altro ieri. Vogliamo lodarti, Signore. Sia lodato il tuo nome. Sia lodato il nome del nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Amen. Benediciamo il tuo nome, Signore, e ti celebriamo. È bello celebrare il tuo nome, è bello annunciare le tue meraviglie, Signore. Meraviglie che ancora oggi tu compi nelle nostre vite. Meraviglie che hai compiuto in passato, meraviglie che fai ogni giorno, Signore. È un dono tuo se questa mattina abbiamo aperto i nostri occhi, la vita è un dono tuo, Signore. Ma ancora più prezioso quella grazia che ci hai fatto in Cristo, Signore, dove ci hai dichiarati giusti, Signore, grazie a quell'opera su quella croce, Signore. Grazie perché hai pagato al posto nostro, grazie perché offre ancora oggi la grazia a chiunque l'accetta nel suo cuore, a chiunque ti riconosce come Signore e Salvatore. Grazie per il tuo amore infinito, Signore. Vogliamo celebrarti, vogliamo benedirti con tutto il cuore, nel nome di Gesù. Amen. 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 Come vuoi partecipare questa mattina a proclamare al mattino la sua bontà, no? È una domanda che possiamo farci tutti. Quale contributo vorrai dare al giorno del Signore? Sapete che oggi è il giorno del Signore, sì? Ecco, perché Egli è risorto e non è rimasto in quella tomba. In quel giorno si stabilì il giorno del Signore.
E in quel giorno i primi discepoli si sarebbero riuniti come oggi stiamo facendo. Noi siamo la continuità di quel momento storico anche. Leggo da Apocalisse 1, 10 e 11. Fui rapito dallo Spirito nel giorno del Signore e udì dietro a me una voce potente come il suono di una tromba che diceva: quello che vedi scrivilo in un libro e mandalo alle 7 chiese, a Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatire, a Sardi, a Filadelfia e a Laodicea. Dio incontra il suo popolo quando questo popolo è riunito nel nome del Signore. Egli porta rivelazione, porta benedizione. Non siamo qui per un obbligo, ci dà uno scopo. A volte le chiamate avvengono proprio in un momento particolare. E allora quel versetto 5 del Salmo 92 dice: come sono grandi le tue opere, o Signore. Eh sì, sono grandi, perché le vediamo proprio manifestate nella nostra vita. Come sono profondi i tuoi pensieri, quante volte ci siamo trovati di fronte ai pensieri di Dio e li abbiamo capiti un po' alla volta e alcuni non li abbiamo ancora capiti, perché siamo in cammino. Grande in forza. Ecco, questo canto lo dobbiamo cantare con grande in forza, perché è molto dinamico nella musica, nel ritmo, e lo faremo anche con le nostre voci. Riconoscere le sue grandi opere. Ieri ho lodato Dio in questo modo. Ero a Lignano e ho fatto alcuni giri negli alberghi e noi di Gideon's International, come sapete, abbiamo questo peso nel nostro cuore di portare il Nuovo Testamento in italiano, tedesco, inglese e francese nei luoghi
dove è possibile e dove soprattutto l'organizzazione ha deciso di offrire questo Nuovo Testamento. Il mondo è quello dell'università, della scuola media superiore, della scuola media inferiore, gli alberghi e le strutture sanitarie. Ieri io sono andato in alcuni alberghi e ho lasciato alcune copie e ho visto una certa accoglienza favorevole, soprattutto un operatore di un albergo che ha detto questa copia la tengo per me, ne ho portate 2 per la zona di lettura, una la tengo io, mi dice. E quindi insomma la parola di Dio Sì. è da diffondere, perché la parola di Dio può salvare, come sta scritto. E ieri ho sentito di fare questa piccolissima distribuzione, ma decine di copie tutto sommato in tutti e 4 gli alberghi che ho visitato. Lode a Dio per la sua parola che converte. Noi siamo stati convertiti dalla sua parola, non dalle parole degli uomini, che magari sono state anche importanti e preziose, quelle che ci hanno testimoniato, ma è la lettura del libro che ci ha convertito, perché lo Spirito Santo ci parla attraverso il libro, che è appunto sia il Vecchio che il Nuovo Testamento. Noi questa operazione come Gideons International la facciamo soltanto con il Nuovo Testamento, è una porzione importante della parola di Dio. Amen. Amen. Grazie. Amen. Io vorrei leggere quello di sabato, poi mi collego con qualcosa di abbastanza forte per me. E dice, è quello del calendario. Dice: il Padre vi dia di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore. E dice: questa esortazione della parola di Dio va in controtendenza rispetto all'odierno modo di pensare. Oggi si è propensi a privilegiare la cura del proprio corpo rispetto a quella dello spirito. Tra gli investimenti economici personali primeggiano le attrezzature igieniche, abbonamenti in palestre, piscine, comunque tutto ciò che può valorizzare l'aspetto esteriore. Senza voler sminuire ciò che è utile per la salute fisica, parlando di priorità, la scrittura dichiara che la ginnastica del corpo serve a ben poco, ma allenare la tua vita spirituale ti servirà in tutto ciò che fai, non soltanto adesso, in questa vita, ma anche in quella futura. Il richiamo dell'Apostolo Paolo nel passo di oggi è accorato appello ai credenti della Chiesa di Efeso, ma anche a noi oggi, a privilegiare l'uomo interiore mediante la cura del proprio rapporto con Dio, ponendo quindi l'enfasi su ciò che è durevole rispetto a quello che è transitorio. Infatti il nostro corpo un giorno perirà, ma ciò che avrà il vero valore con durata eterna è lo spirito che tornerà a Dio. E questo mi ha fatto pensare l'altro giorno che ho avuto io sto rinnovando la patente perché ogni 2 anni con il problema. Sì. E ho pregato il Signore: guida tu il medico, Signore ti prego, fai tu della tua volontà. E insomma mi ha visitato, chiaramente so che c'è un problema importante, però ho detto: dottore, gli faccio, io riesco un po' a guidare quel poco, ma ti prego, insomma, va bene, faremo un'analisi corretta, dice, ma vediamo. Sì, perché io devo andare anche in chiesa con la macchina, e io ho detto, no? E mi fa: ah, sei proprio per la chiesa, allora mi fa così, no? E rideva. E gli faccio: no, dai, sul serio, no? Ma no, scherzavo, anzi, fa lui. Insomma, ha scritto una bella analisi, certo. Insomma, tra le righe fa capire che poi dovrò andare in commissione medica, che potrò guidare ancora un po'. Certo che devo stare attenta, insomma, quello che serve. E ho detto grazie, cioè ero così emozionata per dire questo, mi collego proprio, perché anche se il corpo è poveretto, un po' a pezzi, Sì. ma io amo talmente tanto il Signore che ho detto fai la tua volontà. Stamattina ho pregato, già ieri sera, dopo tutto quello che abbiamo fatto, ho detto: Signore ti prego, fa che non mi venga quell'attacco, perché domenica scorsa io sono scappata via perché stavo talmente male che ho detto: raga, se mi si ritirano i nervi è finita, cioè nessuno mi muove più. E ho pregato questo Signore: dammi la forza di arrivare a casa e prendere il farmaco. Però sono contenta perché è proprio la forza sua che mi dà questa frustata, non lo so cosa, che mi dà questa energia, nonostante veramente
onestamente dico, vabbè, se devo stare così però dammi la forza. Dico, Grazie. Signore, non avrò più la forza di fare la nonna come una volta, perché questo mi piange il cuore, perché è una grossa responsabilità. Certo. Se mi succede qualcosa è finita. Però il mio amore insomma è grande per la mia famiglia, per tutti voi, per tutti quelli Che bello, sì. che sto evangelizzando anche via WhatsApp e mi hanno risposto meravigliosamente. Io prego il Signore che possano venire in chiesa dove sono io e insomma lodare il Signore. Vivere con uno scopo, possiamo dire, è vero? Sempre, È vero? amen. Sì, amen. Grazie Francesca. Innamorati di Dio significa anche questa, Anita. Io volevo ringraziare tutti quelli che hanno pregato per Paolo. Quello che pensavamo non c'è, è solo una grande infiammazione che lui deve curare con una certa dieta. Vi chiedo ancora preghiera perché lui possa conoscere il Signore e mettere tutti i suoi problemi, le sue ansie nelle mani del Signore. E lo ringrazio per la tranquillità e la pace che lui mi ha donato, perché affrontare tutte queste notizie non è facile per una mamma. Però io dentro sentivo tranquillità e pace, quello solo il Signore te lo può dare. Amen. Amen. Grazie. Sonia? Anch'io voglio più che altro chiedere preghiere per mio papà, soprattutto per la sua anima, perché io spero che il Signore gli tocchi il cuore, che prima o poi anche lui venga al Padre, questa è la cosa più importante. E in più domani dovrà fare un piccolo intervento che dovrebbe essere una cosa semplice, però ovviamente un intervento è sempre un intervento e di conseguenza io spero che vada tutto per il meglio, perché e in più che il Signore mi guidi per capire come mi devo comportare con lui, perché è un personaggio particolare, non è che abbia tanta voglia di avere aiuti, cioè pretende che io faccia chissà che, ma ho i miei limiti, non è che riesca a capire molto questo. Quindi speriamo appunto che mi guidi, che mi dia saggezza e soprattutto che mi ascolti, che capisca anche le mie esigenze, perché io voglio stare vicino anche per questo intervento, però ovviamente ci sono delle cose che io posso fare e altre no. Tu farai la cosa giusta perché ti metterai davanti a Dio e Lui ti dirà la cosa giusta. Amen. Vorrei dire qualcosa, Anita. Abbiamo ricordato diversi aspetti della parola, no? Vittorio ricordava una parola che può essere accolta. Nel momento in cui qualcuno riceve la Bibbia, significa che c'è una volontà di far accogliere la parola. Poi abbiamo ricordato la parola che è affidabile attraverso le vostre testimonianze. Una parola che fortifica, diceva Francesca. Una parola che ci definisce, dice chi siamo. A volte c'è questa indecisione, no? Questa incapacità di capirsi, di conoscersi. Ecco, la parola ha questa forza di definirci. Poi abbiamo parlato di una parola che salva, Sonia diceva questo, e anche una parola che guarisce. Ora, sono tutte cose che noi possiamo dire vere, vere. E mi fa riflettere un particolare che Luca dice su quell'ultima cena, che adesso stiamo per ricordare. Anzi, lo chiamo il dottor Luca, perché è un dottore, è uno studioso, è uno storico, è uno attento ai particolari. E questa mattina vorrei mettere in evidenza un particolare di quella ultima cena. Salvatore, vuoi venire davanti così poi condividiamo il pane e il vino? Il particolare è questo che troviamo al capitolo 22, dai versetti 7 a 13. Venne il giorno degli azimi, nel quale si doveva sacrificare la Pasqua. Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo: andate a prepararci la cena pasquale, affinché la mangiamo. Essi gli chiesero: dove vuoi che la prepariamo? Ed egli rispose loro: quando
sarete entrati in città, vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d'acqua. Seguitelo nella casa dove egli entrerà. E dite al padrone di casa: il maestro ti manda a dire dov'è la stanza nella quale mangerò la Pasqua con i miei discepoli, ed egli vi mostrerà al piano di sopra una grande sala ammobiliata, qui apparecchiate. Pensate le tante informazioni che vengono date prima. Essi andarono, e questa è la cosa che mi ha colpito, e trovarono come egli aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Quelli trovarono così come Gesù aveva detto. È un particolare di una tavola, di una stanza arredata. Però questo trovare tutto significa che la stessa cosa è con Dio. Noi troviamo tutto così come è scritto, noi troviamo tutto così come sarà, noi troviamo tutto per quello che riguarda la nostra vita. Il sacrificio di Cristo è un sacrificio completo, c'è il tutto per il nostro cammino. Vorrei chiedere a te di... Sì. Signore nostro Dio, lode e gloria a te. Signore, quante informazioni nuove riceviamo ogni qualvolta rileggiamo questi passi. Adesso riflettevo, Signore, su questo aspetto pratico di come tu hai voluto preparare la cena finale, se così si può chiamare, dove è stata preparata in maniera dettagliata, minuziosa, si può dire. E qui si vede la precisione, la perfezione di Dio, il Dio dei numeri, il Dio del libro dei numeri, che è preciso, perfetto, che ama curare i dettagli, che non lascia nulla a caso e che in maniera perfetta completa le cose. Come diceva anche il fratello, lì c'era tutto. E oggi c'è tutto, c'è già tutto, è già tutto completo. In questo sacrificio, che anche in questo sacrificio si vede la perfezione, i dettagli. Dall'inizio, dalla disubbidienza ad oggi, Signore, sei andato su quella croce e hai voluto rappresentare in maniera perfetta questo sacrificio per rendere, per completare la salvezza per ogni uomo e per ogni donna, che voglia però accettare quel sacrificio prezioso, minuzioso e dettagliato che tu hai preparato per ognuno di noi. C'è tutto, Signore, su quella croce, c'è tutto nella tua risurrezione, dobbiamo solo inginocchiarci a te, Signore, chiedere perdono dei peccati e affidare la nostra vita al tuo cuore. E attraverso questi simboli, Signore, noi possiamo ricordare quel momento e possiamo trasmettere a chi ancora non ha fatto questo passo il messaggio perfetto e preciso, dove c'è tutto. Amen. 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 Tutto è compiuto. Quando giunse l'ora, egli si mise a tavola e gli apostoli con lui e disse loro: ho vivamente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi prima di soffrire, poiché io vi dico che non la mangerò più finché sia compiuta nel regno di Dio. E preso un calice, rese grazie e disse: prendete, questo e distribuitelo fra voi, perché io vi dico che ormai non berrò più del frutto della vigna finché sia venuto il regno di Dio. Poi prese del pane, rese grazie, lo ruppe e lo diede a loro dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, diede loro il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue che è versato per voi.
Cantiamo l'ultimo canto prima di dare la parola al fratello Gaetano di Francia, che è benvenuto tra noi. Meraviglioso sei. Meraviglioso sei, chi è pari a te, Gesù, solo tu puoi ristorare e rinnovare il mio cuore. Meraviglioso sei, per l'eternità il canto mio sarà. Hai conquistato ogni parte di me. Meraviglioso sei. Padre di grazia, nessun altro è come te. Tu soltanto puoi guarire le ferite che ho nel mio cuore. Meraviglioso sei, per l'eternità il canto mio sarà. Hai conquistato ogni parte di me. Meraviglioso sei. Io non desidero che te, io non desidero che te, io non desidero che te, io non desidero che te. Buongiorno. Questo è un giorno buono. Siamo qui, siamo tutti vivi, dritti. Che vogliamo di più, eh? Io ho le mie solite diapositive, quindi me le sistemo. No, voglio cominciare ringraziando i ragazzi che so che hanno fatto, non dico salti mortali, insomma, hanno avuto difficoltà con me e alla fine penso che mi abbiano accontentato. Perché pur non volendo riesco sempre a metterli in difficoltà, quindi grazie Giovanni,
Cioè, dove si trovano queste cose? Sono le piccole cose che danno calore e colore alla vita. Io mi ricordo quando i nostri figli piccoletti li accompagnavo col motorino a scuola e ci si fermava per prendere qualche margheritina e la tenevano così finché si arrivava a casa e si portava la mamma. E allora venivano i sorrisi. E quello che spero che la vostra vita sia piena di queste piccole cose che possono portare sorriso e calore. Oggi vi propongo di piombarci nel libro dei Giudici. È un libro un po' sconosciuto, almeno ai grandi, molto conosciuto nelle scuole domenicali perché ci sono tanti racconti, no? Racconti di eroi della fede, un po' a volte strani, ma ci sono tanti elementi che affascinano i racconti dei bambini, per cui è un buon metodo di raccontare le storie e come il Signore ha liberato il popolo di Israele, perché quello è il senso pedagogico di questi racconti. Libro dei Giudici, a plurale, Shofetim in ebraico, perché c'è lo Shofet, che è lo Shofet, è il sostantivo del verbo Shafat. E che cos'è il verbo Shafat? È giustizia. È stato il primo versetto che è stato letto oggi che portava alla giustizia. Noi abbiamo a che fare con un Dio che è giusto ed è un Dio che ama la giustizia. Dice in Ebrei che a volte osservando le cose intorno a noi non è che sembra che le cose stiano andando così bene. È perciò che noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, dove la giustizia è di casa. Dico sempre questa frase in questo modo perché il termine che è scritto là è proprio che ci sia come un elemento che è di casa, dove è normale vivere la giustizia, perché qui è normale vivere le ingiustizie. Quindi il libro dei giudici, vi ho detto chi sono i giudici sono delle persone che puntualmente vengono rivestite dello Spirito Santo, quindi se volete sapere l'opera dello Spirito Santo nell'Antico Testamento, il libro dei giudici ci dà un profilo di questa opera dello Spirito Santo e quindi è importante rendersi conto che non era scioperato anche nell'Antico Testamento. Vogliamo dare una guardata, spero che siete riusciti a mandare le diapositive. Sì, vabbè, questo faceva parte di un corso di ermeneutica biblica, vai avanti, l'hanno capito. Allora, questo libro è ben strutturato, ce l'hai quella del trenino? Allora, questo aspetta, questo è il piano del libro dei giudici. Non so se faccio così che è meglio. Allora, come vedete, il libro è costruito in un modo straordinario, poi con l'immagine lo vedremo meglio, dove ci sono 2 introduzioni, c'è un corpo del libro e 2 appendici o 2 conclusioni. Come vedete c'è un equilibrio straordinario, è come se voi avete una bilancia, avete qualcosa di centrale, molto forte, poi mettete un peso di qua e per equilibrare tutto ci vuole l'altro peso. Quindi sono proprio doppie le introduzioni e doppia le conclusioni. Dopodiché vengono scritti questi 7 cicli, quello di Otniel, Ehud, Deborah, Gedeone, Abimelech, Jefet e Sansone. E come vedete ci sono delle transizioni, perché nel libro dei giudici sono raccontate le storie di 12 giudici. Noi normalmente alla scuola domenicale ne parliamo 7, ci dimentichiamo gli altri. Gli altri sono proprio descritti in queste transizioni, un versetto, 3 in un versetto. Grazie. Grazie Dante. E quindi passa alla prossima, vediamo man mano andiamo dicendo le cose. Eccola qui. Questa è la stesura di tutto il libro dei giudici,
nella proporzionalità dei versetti. Quindi questo qui significa che questa storia qui è un po' più grande delle altre. Aspetta che io mi piglio la mia diapositiva, perché probabilmente... Ecco qua, le transizioni sono esattamente queste qui, dove praticamente c'è un racconto, come vedete anche lì, nella introduzione, qui c'è la doppia introduzione, ma c'è quella parte tratteggiata dove ci sono delle spiegazioni, perché il libro non è che è scritto così, tanto per raccontare un po' di storie, e poi ci sono questa parte qui che è una conclusione e una seconda conclusione. Andiamo avanti. Il libro dei giudici non lo puoi capire se non capisci questo motore, che è l'introduzione. I disegnini sono mia arte, quindi potete ammirare, soprattutto la trombetta del treno mi sembra buona, è la cosa che mi è riuscita meglio. Quindi anche qui abbiamo queste introduzioni, adesso magari leggerò un po' quello che si dice. Abbiamo i cicli principali di Deborah e Gedeone, Abimelech, Jefet e Sansone, e Eud, scusate, e Otteniel, che sono scritti là, e poi ci sono queste transizioni di Shamgar, Tola, Yair, Ibitsan, aspetta che gli altri ce l'ho scritti qua che mi sfuggono. Sì, e poi c'è Edo, aspetta, vabbè, lasciamo perdere, non so i nomi, non li dico, insomma. Ci sono scritti là, e poi anche ci sono queste due conclusioni, che uno riguarda la tribù di Dan e l'altra tribù di Beniamino. Nella tribù di Dan si parla in modo particolare di idolatria, nella tribù di Beniamino si parla in particolare di una guerra civile che ha portato quasi all'estinzione della tribù di Beniamino. E praticamente peggio di così non poteva andare. Cioè un popolo che è un popolo costituito da fratelli che si ammazzano come i cani fra di loro. E questa è una cosa interessante che ci fa riflettere. Questi che sono qui praticamente è che a ogni ciclo di ogni giudice ci sono dei nemici da combattere. Una volta è il re di Mesopotamia, un'altra volta sono i Moabiti, un'altra volta sono i Filistei, un'altra volta sono i Cananei, i Madianiti, e poi questo qui, il nemico, in cambio di essere dall'esterno, è proprio lui, questo che ha preso il potere. È come per dire, fra tutti i nemici ce n'è pure quello che c'è dentro, e sono i peggiori, no? E poi c'è Jefet che combatte gli Ammoniti, e poi ci sono i Filistei con Sansone. Cosa c'è da dire ancora? Proprio vi riporto l'attenzione a questo equilibrio enorme, però senza questa locomotiva non possiamo capire tutto il resto. Perché questo libro è importante? Perché è un libro che si può dire è l'apologesi alla monarchia, l'apologesi al regno di Davide. Per dire da dove è sbucato fuori il regno di Davide, come è venuto fuori. Un Dio che propone di avere una teocrazia tramite dei rappresentanti suoi sul popolo, e poi si arriva alla monarchia. E questo libro è stato scritto proprio per dire: vedete, c'era una ragione perché si arrivasse alla monarchia. Molto superficialmente spesso si dice che è arrivata alla monarchia perché il popolo di Israele, tralala, voleva essere come gli altri popoli. Questa è una lettura molto superficiale del libro degli testi, perché i popoli vogliono, il popolo di Israele vuole la monarchia perché i figli di Samuele sono veramente cattivi. Andate a leggere il testo. In cambio di praticare la giustizia, sono molto ingiusti. E le cose che fanno sono veramente abominevoli. Quindi la ragione fondamentale è vero che vogliono avere, perché vogliono avere il re come le altre nazioni? Perché vedono che a casa nostra le cose non funzionano
e pare che dalle altre parti con quel sistema funzionano, quindi l'unica cosa che hanno è che se questo sistema non funziona cerchiamo un altro sistema. Questo mi pare che è una conclusione logica. E il Signore dice a Samuele: tranquillo, lascia fare. E perché c'entra il libro dei giudici? Perché negli ultimi 4 capitoli viene detto questa frase: e poiché in Israele non c'era un re, ognuno faceva quello che voleva. E è proprio questa preparazione a questo pensiero che non è bene che ognuno fa quello che vuole, perché nel fare ognuno quello che vuole, le conclusioni, soprattutto nella parte conclusiva e in queste parti centrali di Jefet, no, di Abimelech, praticamente sono molto disastrose per il popolo. Prima di andare oltre, vi propongo la lettura dei primi 2 capitoli e qualche cosa del libro, così una lettura un po' ragionata, perché poi prenderò un paio di spunti, perché potete immaginare, la mia intenzione non è di predicarvi 3 capitoli interi dei giudici, perché sennò vi tengo qui una settimana e non è giusto. Dobbiamo finire sempre in orario, se non mi sbaglio, giusto? Se no se ne vanno da soli le persone. Però dietro questa premessa, se vogliamo vedere ancora più avanti, giusto per darvi le tracce, questo qui è tutta la stesura del libro, come viene descritto, delle prime introduzioni. Vai avanti. Questa è la prima introduzione che racconta cosa è successo, che loro devono fare, è la prima spiegazione, devono fare la conquista, ma la conquista non si porta a compimento. E praticamente i primi 2 Simeone che si alleano non poterono arrivare fino in fondo, ma da lì in poi praticamente leggeremo che non scacciarono, cioè nemmeno non sono riusciti ad andare oltre. Quindi loro, i primi 2, non sono riusciti ad andare fino in fondo, ma questi invece sì, arrivano nel territorio che era loro promesso, però non fanno il lavoro che dovevano fare. Ecco, detto così. Addirittura la tribù di Dan arriva lì in poco, dove dice: scusate, io mi devo sistemare qui, e quelli gli dicono: tornatene indietro, va, che non ci andrai. Ci sono queste 4 tribù che non vengono menzionate: Levi, Ruben, Gad e Issachar. E però perché c'è questa introduzione? Perché poi vengono spiegati i fatti, e così come sono descritti. Andiamo alla seconda, cioè la seconda introduzione, è che praticamente vengono dette le cause del perché c'è questo sbandamento progressivo verso quello che non funziona più. Non so, ecco, c'è una corruzione progressiva, un male progressivo, e viene descritto da 7 cicli, ma quello che è importante capire è che in questa seconda introduzione viene esattamente spiegato cosa avviene ogni ciclo. Praticamente, questa è la diapositiva supplementare, si va avanti così. C'è un ciclo, poi si passa a un altro ciclo, ti lascio ingrandire, poi c'è un altro ciclo che praticamente poi finché si arriverà alla fine di questa storia. Il libro dei giudici copre più o meno 320 anni di storia, quindi non è perché abbiamo i 40 anni del deserto, abbiamo poi il libro di Giosuè che copre più o meno 20-25 anni di storia, e poi subito il libro dei giudici che, come ho detto, copre questi 320 anni, e arriviamo poi al regno di Saul, che viene rigettato da Dio, e finalmente arriva il regno di Davide nel 1060 a.C. Sì, mi pare che come introduzione ci siamo. Casomai qualche altra cosa la aggiungiamo dopo. Mi fai vedere la prossima se c'è? Ok, questi qua sono tutti i cicli descritti, come sono descritti nella
nel libro dei giudici, e come vedete poi ci sono le varie, vedete le varie transizioni, quindi i nomi che mancavano: c'è Ibizan, Elon e Abdon. Una volta li conoscevo tutta a memoria, adesso non più. E questo libro l'ho insegnato parola per parola parecchie volte. Quindi facciamo questa lettura. Con queste premesse il testo dovrebbe essere molto più facile da recepire e di percepire questi movimenti del testo. Una cosa che volevo dire ancora nelle introduzioni, se vai al trenino, quello con la locomotiva un po' indietro, è che dobbiamo capire queste due introduzioni proprio come ho disegnato questi cicli, così. Cioè come se sono due cartelli uno a fianco all'altro. Stavo cercando se c'erano due cartelle uno a fianco all'altro. Questi sono uno sopra l'altro, ma sono due cartelle uno a fianco all'altro. Perché? Perché iniziano tutte e due con Giosuè. Noi siamo abituati a leggere in modo cronologico, in modo susseguente. Invece poi quando arriviamo alla seconda introduzione si ritorna, allora si parte con Giosuè, prima introduzione, e poi si ritorna di nuovo a Giosuè come seconda introduzione, che significa abbiamo due aspetti di questa storia che ci fanno capire dove stiamo andando. Va bene, Kevin? Allora, leggiamo. Dopo la morte di Giosuè, vedete, si inizia così. Già siamo dopo la morte di Giosuè. I figli di Israele consultarono il Signore e dissero: chi di noi salirà per primo a combattere contro i Cananei? È come per dire: papà, chi comincia? Il Signore rispose: salirà Giuda, ecco io ho dato il paese nelle sue mani. Allora Giuda disse a Simeone, suo fratello: sali con me nel paese che mi è toccato in sorte e combatteremo contro i Cananei. Poi anch'io andrò con te in quello che ti è toccato in sorte. E Simeone andò con lui. È interessante, è un'alleanza che viene fatta. È molto bello, sono due fratelli che decidono di aiutarsi e si aiuteranno con molta fedeltà l'uno e l'altro. È un bel spunto di riflessione. Il Signore non gli dice alleati qua, alleati là. Che significa? Qua subito ci sono quelli che vedono la disubbidienza, che vedono no, non vedono niente, non c'è niente. C'è il fatto che il Signore dà un progetto e lascia ai suoi servitori di organizzarsi per realizzare il meglio. Questi due si volevano bene. Sono due tribù, ma si considerano come se fossero due persone, due fratelli, che si prendono a braccetto un con l'altro e vanno a combattere insieme per conquistare. Si danno manforte l'un l'altro, si danno coraggio l'un l'altro fino a raggiungere l'obiettivo, e ce la fanno. Giuda dunque salì e il Signore diede nelle loro mani i Cananei, i Ferizei, e sconfissero a Bezek 10.000 uomini. Trovarono Adoni a Bezek, ma l'attaccarono e sconfissero i Cananei, i Ferizei. Adoni Bezek si diede alla fuga, e questo era il loro capo, ma essi lo inseguirono, lo presero e gli tagliarono i pollici e gli alluci. E adesso ci spiega perché hanno fatto questo. Gli hanno dato, potremmo dire, un ben servito, almeno tipico dell'epoca. Adonai Bezek disse: 70 re a cui erano stati tagliati i pollici e gli alluci raccoglievano gli avanzi del cibo sotto la mia mensa. Quello che ho fatto io, Dio me lo rende. E lo condussero a Gerusalemme, dove morì. Potremmo dire la legge del contrappasso, però 71, Questa era abbastanza. Comunque, i figli di Giuda attaccarono Gerusalemme, la presero, passarono gli abitanti a fil di spade e incendiarono la città. Poi i figli di Giuda scesero a combattere contro i Cananei che abitavano la zona montuosa, la regione meridionale e la regione bassa. Giuda marciò contro i Cananei che abitavano Hebron, che prima si chiamava Kiriat Arba, e sconfisse Shesai, Amiam e Talmai. Di là marciò contro gli abitanti di Debir, che prima si chiamava Kiriat Sefer. Caleb disse: a chi batterà Kiriat Sefer e la prenderà, io darò in moglie mia figlia Aksa. Dobbiamo fare
praticamente 3000 e passa anni indietro nella storia. Non possiamo pensare la storia come la vediamo oggi. All'epoca così si usava, e fino a 50 anni fa anche in Sicilia, forse ancora da qualche parte, si usa così. Difatti quando si dice sempre ispusammo, è giusto Giovanni? Li abbiamo sposati, c'ho il traduttore immediato, guarda. Non è che i ragazzi si sono sposati, si sono maritati, insomma, come si sono coniugati, che ne so come si dice. Ispusammo. Sono sempre i genitori, gli altri che li sposavano, quindi c'è anche un fondo di testimone, di verità, perché il matrimonio è una testimonianza garantita dai testimoni. Comunque, fatto sta che anche a quell'epoca si faceva così, giusto per dire un po', ma come ragionavano? Ragionavano così, quindi a chi batterà Kiriat Sefer e la prenderà, io darò in moglie mia figlia Axa. La prese Otniel, figlio di Kenaz, fratello minore di Caleb, e questi gli diede in moglie sua figlia Axa. Ora dovete sapere che invece Caleb è figlio di Gefune, quindi o è un nipote suo, oppure è uno comunque che lo considera della stessa stirpe, ma anche da noi i vecchi dicevano figlio mio, al secondo, terzo e quarta generazione, quindi siamo anche lì. Quando lei venne ad abitare con lui, persuase Otniel a lasciare chiedere un campo a suo padre. Lei scese dall'asino e Caleb gli disse: «Che vuoi?» Lei rispose: «Fammi un dono, perché mi hai dato una terra arida? Dammi anche delle sorgenti d'acqua». Ed egli gli diede le sorgenti superiori e le sorgenti sottostanti. Lo commenterò dopo, vado avanti. E i figli del Cheneo, suocero di Mosè, salirono dalla città delle palme, cioè Gerico, con i figli di Giuda nel deserto di Giuda, che è a mezzogiorno di Arad, e andarono e si stabilirono fra il popolo. Poi Giuda partì con Simeone, suo fratello, e sconfissero i Cananei che abitavano in Sefet, distrussero interamente la città che fu chiamata Corma. Poi Giuda prese anche Gaza con il suo territorio, quindi se potete immaginare stanno scendendo verso il mare, sì, dove c'è la striscia di Gaza attualmente, e quindi il Signore fu con Giuda che scacciò gli abitanti della regione montuosa, ma non poté scacciare gli abitanti della pianura perché avevano carri di ferro. Queste erano attrezzate di carri armati, quindi si sono fermati. Perché Israele era molto bravo nella lotta della montagna e nella lotta della pianura aveva un po' di problemi. Era un po' come i cacciatori delle Alpi di Garibaldi e le altre truppe che combattevano in pianura padana, più o meno, va bene? Grosso modo ho trovato un parallelismo. Come Mosè aveva detto, Hebron fu data a Caleb, che ne scacciò i 3 figli di Anak. E se vi ricordate, gli Anachiti sono quelli che hanno spaventato gli israeliti, perché sono andati a dire: noi di fronte a quelli siamo delle piccole mosche, perché loro sono alti. E meno male che c'era Caleb che gli ha detto: il Signore è con noi e possiamo andare a conquistare, quindi ce la faremo. Da qui, questo è diciamo, l'aspetto più grande della conquista, e poi c'era quello che abbiamo visto poco fa scendere. I figli di Beniamino non scacciarono i Gebusei che abitavano a Gerusalemme, perciò i Gebusei hanno abitato con i figli di Beniamino in Gerusalemme fino a oggi. La casa di Giuseppe salì anch'essa contro Betel e il Signore fu con loro. La casa di Giuseppe mandò a esplorare Betel, la città che prima si chiamava Luz. Betel significa casa di Dio, Luz significa sentinella. Era una città da dove si vedeva meglio chi arrivava. Gli esploratori videro un uomo che usciva dalla città e gli dissero: insegnaci la via per entrare nella città e noi ti tratteremo con bontà. E si è salvata la vita così. Egli insegnò loro la via per entrare nella città, ed essi passarono la città a fil di spada, ma lasciarono andare quell'uomo con tutta la sua famiglia. Ripeto, siamo in quel contesto di vita e di guerre.
Quell'uomo andò nel paese degli Ittiti e vi costruì una città che chiamò Luz, nome che essa porta anche al giorno di oggi. Praticamente, ok, mi avete lasciato la vita, me ne vado all'estero. Non è rimasto nella zona, che era una zona molto calda. Versetto 27, anche Manasse non scacciò gli abitanti di Bet-Sean, e delle città del suo territorio, né quelli di Tanak e delle città del suo territorio, né quelli di Dor, e nelle città del suo territorio, né quelli di Ibleam, e delle città del suo territorio, né quelli di Megiddo e delle città del suo territorio. Quindi siamo un po' più in alto, vicino a dove c'è il Carmel, se avete un po' l'idea della geografia della Palestina. Però quando Israele fu abbastanza forte, assoggettò i Cananei a servitù, ma non li scacciò del tutto. Quindi un fenomeno che è successo è che, non li abbiamo mandati via, non li abbiamo vinti, comunque in qualche modo prevalgono nel governo della zona su di loro. E da qui, dal versetto 29, 30, 31 e 33, leggiamo ancora, anche Efraim non scacciò. Poi 30, Zabulon non scacciò, Asher non scacciò, Neftali non scacciò gli abitanti di Bet-Semes. Gli Amorrei, ecco l'ultimo tribù, respinsero i figli di Dan nella regione montuosa e non li lasciarono scendere a valle. Gli Amorrei si mostrarono decisi a restare a Ar-Keres e a Ayalon e a Saalbim, ma la mano della casa di Giuseppe si aggravò su di loro, anche qui loro hanno avuto una prevalenza. Andiamo al capitolo 2 e qui c'è una spiegazione. L'angelo del Signore salì da Gilgal a Bochim e disse: io vi ho fatto salire dall'Egitto e vi ho condotti nel paese che avevo giurato ai vostri padri di darvi. Avevo giurato ai vostri padri di darvi. Avevo anche detto: io non romperò mai il mio patto con voi, e voi, dal canto vostro, non farete alleanza con gli abitanti di questo paese, demolirete i loro altari, ma voi non avete ubbidito alla mia voce. Questa è la prima spiegazione. C'è un problema di fedeltà a Dio che viene invece spezzata. C'è questo contratto che viene rotto. Perché avete fatto questo? Perciò anch'io ho detto: io non li scaccerò davanti a voi, ma essi saranno tanti nemici contro di voi, e i loro dei saranno per voi un'insidia. Appena l'angelo del Signore ebbe detto queste parole a tutti i figli di Israele, il popolo si mise a piangere ad alta voce. Posero a quel luogo il nome di Bochim e offrirono là dei sacrifici al Signore. Allora, Gilgal, non so se vi ricordate cosa significa questo nome, è un po' come quando i vostri bambini arrivano dalla scuola materna o dalla prima elementare, che poi non lo facevano più, e facevano scivolare lo zaino con un bel gesto così. E lo zaino, pum, arrivava in terra. Quello è Gilgal. A cosa significava questo gesto, questo segno, questa parola? La dice in Giosuè, nel capitolo Giosuè 6 e 7 di Giosuè, dice: in questo modo ho tolto l'obbrobrio dell'Egitto da voi, la vergogna di essere stati schiavi, di essere stati schiavizzati. Siete arrivati come un popolo libero e vi hanno schiavizzato. A Gilgal cade questa vergogna, cade questo statuto sociale, cade questo marchio che avevano sulla pelle. A Gilgal cade tutto questo e sono di nuovo delle persone libere di poter servire il loro Dio, di poter godere la loro vita. Adesso rompono il patto con il Signore e dove si trovano? In una valle di Bochim, in una valle del pianto, delle lacrime. Questa qua è la prima introduzione. Come vedete adesso si riparte di nuovo con Giosuè. Giosuè rimandò il popolo ai figli di Israele e andarono ciascuno nel suo territorio. Vedete, là c'è l'inizio con Giosuè che li invita ad andare verso la conquista. Qua c'è un'altra storia, ancora Giosuè è vivo.
e raccomanda delle cose. Andarono ciascuno al suo territorio a prendere possesso del paese. Il popolo servì il Signore durante tutta la vita di Giosuè e durante tutta la vita degli anziani che sopravvissero a Giosuè, che avevano visto tutte le grandi opere che il Signore aveva fatto in favore di Israele. Quindi è un popolo che ha una memoria storica nella propria testa. Ed è importante avere una memoria storica nella nostra testa. Ognuno di noi, spero, ha una testimonianza, ha una storia con Dio. Già dal fatto che siete nati da una famiglia cristiana, per chi lo è nato, è una storia nel Signore, è una storia che in un asse preciso, che è l'asse scritto dal Signore. Poi se si aderisce o no alla fede è un'altra storia, è una questione personale. Cioè, a un certo punto io andavo alla scuola domenicale, sono cresciuto, poi ho dovuto decidere ai miei 17 anni, ok, mi voglio battezzare, perché nel frattempo mi ero fatti i conti con Dio. Signore, se ci sei, solite domande. Batti un colpo e il Signore ne ha battuto 2. Quindi, a posto, va bene. Allora posso andare avanti. E così, con certezza, mi ricordo quando mio padre ha annunciato i battesimi, c'era un pulpito bello alto, no? Io ero lì che suonavo con la chitarra, e fa: vogliamo fare i battesimi? C'è qualcuno altro che si deve battezzare, che si vuole battezzare? E ho alzato la mano. E mio padre mi ha guardato come per dire: siamo sicuri? E io ero sicuro. Comunque mi ha battezzato, non mi ha mandato via, insomma, vabbè, è stato clemente, dai. Però è andata bene, almeno penso che fino ad oggi col Signore ci siamo capiti. Ogni tanto non lo capisco, ma comunque tante volte ci siamo capiti e siamo fin qui. Cosa voglio dire qui? Che adesso c'è la spiegazione di quell'altra storia, di quell'altra parte, di quell'altro aspetto di ciò che ha portato, di quell'altra causa che ha portato alla tragedia, il popolo di Israele. Poi Giosuè, figlio di Nun e servo del Signore, morì all'età di 110 anni e fu sepolto nel territorio che gli era toccato, a Timnat Keres, nella regione montuosa di Efraim, a nord della montagna di Gaas. Quindi non vi potete sbagliare, è là. Noi non riusciamo a trovarlo, ma chi leggeva questi testi all'epoca sapeva che era lì. Ed erano dei dettagli topografici necessari e importanti, perché le persone potevano andare a verificare e quello che era scritto era vero. A noi tante volte si dicono: ma tutti questi nomi, tutti questi dettagli sono delle precisazioni, possiamo dire, apologetiche, per mostrare che quello che è scritto era vero. Versetto 10. Anche tutta quella generazione fu riunita ai suoi padri. Poi, dopo quella, vi fu un'altra generazione che non conosceva il Signore, né le opere che egli aveva compiute in favore di Israele. Qui è la causa. Qui poco fa si è parlato di continuità, Riccardo ha parlato di continuità. Qua invece c'è la discontinuità. C'è una storia, c'è una memoria storica, c'è un vissuto. Tutta quella generazione hanno fatto i bravi, non viene detto niente di male di loro. Hanno servito il Signore per tutta la loro vita, ma se ne sono andati pure loro. Solo c'è un piccolo problema, uno, che la generazione che viene dopo non conosce il Signore. E non conosce il Signore perché non gli hanno raccontato le storie dei fatti, delle opere che il Signore aveva fatto a favore di Israele. Questa è una costruzione pedagogica. Complimenti alla scuola domenicale, complimenti a chi si occupa dei bambini, chi si occupa dei ragazzi, perché è attraverso questa pedagogia del racconto che vengono istruiti i bambini e i ragazzi in ciò che sono i principi della vita, l'etica della vita, la vita spirituale delle persone.
Si introducono in questo modo, in modo semplice, in modo reale e concreto, le basi della vita globale. Quindi spiritualità, etica, comportamento, morale, tutto quello che usi e costumi. Si introducono così i principi dell'identità della persona, solo che questi qua se lo sono dimenticati a fare. E la tragedia si vedrà. I figli di Israele, versetto 11, fecero ciò che è male agli occhi del Signore e servirono gli idoli di Baal, abbandonarono il Signore, il Dio dei loro padri, che li aveva fatti uscire dal paese d'Egitto, e andarono dietro agli altri dei e fra gli dei dei popoli che li attorniavano e si prostrarono davanti a essi e provocarono l'ira del Signore. Da qui in poi, a partire dal versetto 11, viene spiegato questo ciclo che viene chiamato delle 5 R, ed è il ciclo della rivolta, un attimo della rovina, quindi rivolta, rovina, ravvedimento, restaurazione e riposo. È un ciclo ogni volta che ha queste fasi. In qualche ciclo manca delle fasi, ma potete immaginare che negli ultimi cicli mancherà soprattutto la R del riposo. Perché man mano che si andava avanti la tragedia aumentava. Pensate che persino il raggio laser a distanze enormi si allarga. È come una luce che si va allargando. È così un divario che inizia da cose piccole, poi un male o un qualcosa. I tumori non è che cominciano da 7 milioni di cellule malate, cominciano da una cellula, anzi una parte di cellula che comincia a sballare e poi c'è tutto il resto. E questo è anche, come si può dire, l'aspetto profilattico dell'insegnamento, l'aspetto di protezione dell'insegnamento. Noi in Italia siamo molto forti nelle emergenze, siamo imbattibili, ma siamo 0,1, per non dire 0,0, nella quotidianità, nella costanza della quotidianità, nel vedere le cose che non vanno e quindi sistemarle. Nella prevenzione forse siamo 0,3 rispetto ad altri stati. Perché se fossimo così eccellenti come siamo nelle emergenze, non avremmo nemmeno bisogno di vivere le emergenze. Perché essendo eccellenti nelle prevenzioni e eccellenti nelle cure, ci potrà sempre essere che arriva un terremoto, ma perlomeno la coscienza è pulita. Ma perlomeno potremmo dire, non ce l'aspettavamo, non era prevista, ma la maggior parte delle ultime catastrofi in Italia sono tutte delle catastrofi prevedibili. E se andate a parlare con i tecnici, con gli specialisti, tutti dicevano, si poteva già prevedere. Vi ricordate il ponte caduto nel mese d'agosto là? Sì, c'erano pure le foto dei cavi arrugginiti, delle travi di cemento spaccate e poi un giorno il patatrac. Allora sì, siamo stati eccezionali. L'abbiamo ricostruito immediatamente. Bravi. Era meglio se eravamo bravi prima, molto prima, perché ci sarebbero stati molto meno morti e molto meno lacrime. E ci sarebbe stata anche una medaglia d'oro per l'Italia. Perché sapete, le medaglie postume valgono quello che valgono, ma le persone non le godono mai. Sono le medaglie a valor civile durante la vita che ti danno il pregio di viverle.
Non voglio leggere il resto perché nel resto vi è tutto descritto appunto questo ciclo dove c'è di nuovo la rivolta, poi c'è a causa della rivolta, della ribellione contro Dio, contro le leggi di Dio, le leggi morali, c'è la rovina, poi dopo la rovina stiamo soffrendo troppo, c'è il ravvedimento, c'è questo pentimento. Dopo questo pentimento, siccome Dio della grazia non è soltanto quello del Nuovo Testamento, è anche nell'Antico Testamento, Dio è clemente, è buono, lento all'ira di grande benignità, mi pare che recita così spesso nell'Antico Testamento. Dio è misericordioso e clemente, lento all'ira di grande benignità. Il Signore interviene di nuovo, suscita un altro giudice e poi di nuovo c'è un periodo di riposo e si riparte da capo. Quindi per andare verso la conclusione volevo dirvi alcuni spunti. Il compito del giudice, visto che ci siamo stati proprio come nota del diapason di apertura di questo culto, è stato la giustizia, il Dio della giustizia. Lo shofet, quindi il giudice, era colui che amministra la giustizia, punisce i malfattori e difende i giusti. Per questo andavano da Samuele, che poi è l'ultimo giudice di Israele. Abbiamo visto che c'è questa ragazza che viene promessa come sposa. Ovviamente la dobbiamo inquadrare a quel punto. Ma qual è la preoccupazione di suo padre? Spero che sia la preoccupazione di ogni padre qui. Che la figlia abbia un posto buono, importante, dove la sua vita, la sua serenità possa essere garantita. Non la possiamo più esprimere in questo modo. Chi va a conquistare quella montagna gli do mia figlia, perché noi già ci metterebbero in galera soltanto per fare una cosa così. Siamo d'accordo, ma il principio c'è. Che ognuno di noi possa desiderare per i propri figli il meglio, non per sé, per i propri figli, il meglio, che il futuro possa essere garantito. Però il padre è un pochettino avaretto, non amaretto, avaretto, un po' tirchietto, perché gli dà il territorio ma senza acqua. E siccome questa ragazza è intelligente come tutte le ragazze, se perdona, io sono affascinato dalle picciotte, cosa fa? Mentre sono pronti per partire, spegne la macchina, aspetta qua, Otteni, c'è una cosa da dire a mio padre. E suo padre deve scendere dall'asino, all'epoca era la Mercedes, non pensate che era una cosa da nulla? Si viaggiava in Mercedes con l'asino, altrimenti a piedi. E quindi dice, oh figlia mia, che è successo? Che è successo? Ma secondo te è normale che mi dai il territorio arido? E che cosa ci devo coltivare io? In siciliano diremmo funghi? E lui ha capito la storia. Cioè è lo stesso padre che si preoccupa di dare la figlia in sposa al migliore che ci può essere per sua figlia, però braccino corto, e la figlia allunga il braccino, e i figli sono così. I figli sono quelli che ci aiutano a centrare i nostri obiettivi, perché tante volte in certe cose noi genitori siamo un pochettino corti, un pochettino tirati. Ora Otniel non gli poteva dire niente a Caleb, ma la figlia ha diritto di parola. I figli hanno diritto di parola e il figlio, la figlia, in questo caso chiede. Il padre ha capito l'antifona, perché ha fatto un'ingiustizia palese. Non ti do soltanto le sorgenti di sopra, ma anche quelle di sotto. Allora, ragazzo mio, ce ne possiamo andare. Ricavalcano e se ne vanno. Va bene? Questa è una bella illustrazione da cui prendere i principi anche per noi. Desiderare il meglio per i nostri figli, ma non essere braccine corte. Essere coerenti
nel saper dare quello che li può aiutare a funzionare. Sua figlia non gli sta dicendo papà ci devi campare tu. Suo figlio gli sta dicendo dacci le opportunità perché noi possiamo vivere degnamente così come vogliamo vivere. Non vogliamo dipendere da te. E i nostri figli vogliono vivere la loro indipendenza, la loro autonomia. Sta a noi aiutarli per quello che sono le nostre possibilità. Axa significa catenella ornamentale, quindi sicuramente era una bella picciotta, era una bella ragazza, ma non è soltanto bella, è intelligente, è saggia. E voglio dire a voi ragazzi e ragazze, usatele il cervello, non tenetelo in ripostiglio, siate intelligenti e siate saggi con la vostra vita. Sappiate cercare le fonti della vita. Sappiate cercare ciò che garantisce la vostra vita. Andiamo a prendere un altro spunto. Ed è proprio il punto dei bambini che volevo sottolineare. Vi incoraggio a voi genitori, mamme, papà, a preoccuparvi di essere prima di tutto un esempio voi. E finché sono in tenera età dove è possibile costruire ai vostri figli, e guardate che il limite non è 25 anni, il primo limite sono 7 anni. E se non abbiamo fatto da 0 a 7 anni, abbiamo perso un'opportunità. Il secondo limite sono 12 anni, 11, 12 quando comincia la pubertà. E se perdiamo quell'occasione, è un'occasione persa che non torna più. Perché dopodiché i nostri figli sono già incanalati nella loro vita, gli ormoni spingeranno al massimo, ma se non si è costruito prima è un po' difficile che terranno la strada. Io queste cose ve le voglio dire. Faccio i complimenti a chi fa la scuola domenicale in questa chiesa, a chi si preoccupa per i bambini. Perché nella scuola domenicale può essere fatto, dato e mostrato esempio ed essere di esempio in un modo diverso di come si può essere a casa. Chi si occupa dei bambini in chiesa non è mamma per i bambini, forse è mamma per se stessa o papà per se stesso, perché io prevedo la scuola domenicale anche per gli uomini, cioè che la possono fare pure gli uomini. Ma loro sono il maestro, la maestra, il monitore, la monitrice che mostrano un altro insegnamento, nel senso che non è dato a casa, un altro modo, un altro modello, ma anche un altro modello di vita, un altro modello di persona. Nel libro la tragedia, come ho detto poco fa, comincia dal fatto che si perde questa continuità. E da questo qui porta a un comportamento che praticamente è stato molto distruttivo. E io vi invito a questa responsabilità. Il Salmo 78, con cui voglio concludere, ci dà un incoraggiamento in questa direzione. Dice così, è un cantico di Asaf, a me piacciono un sacco i cantici di Asaf. Ascolta, popolo mio, il mio insegnamento, porgete l'orecchio alle parole della mia bocca. Io aprirò la mia bocca per esprimere parabole, esporrò i misteri dei tempi antichi. Vedete, ci sono tanti modi di insegnare. Quello che abbiamo udito e conosciuto e che i nostri padri ci hanno raccontato, non lo nasconderemo ai nostri figli. Diremo alla generazione futura le lodi del Signore, la sua potenza e le meraviglie che Egli ha operate.
Egli stabilì una testimonianza in Giacobbe e istituì una legge in Israele, ordinò ai nostri padri di farle conoscere ai loro figli. E qui c'è stata la discontinuità, ma adesso il Salmo, scritto all'epoca di Davide, vuole riprendere questa storia, appropriarsi della storia e non appropriarsi di una discontinuità o di un fallimento, ma vedere la storia continuata. C'è stato un momento in cui c'è stato un fallimento, in cui non è andata bene, ma c'è una storia dove ricollegarsi e continuare a fare la continuità. E difatti dice così, ordinò ai nostri padri perché fossero note alle generazioni future e ai figli che sarebbero nati. Questi le avrebbero così raccontate ai loro figli, perché ponessero in Dio la loro speranza e non dimenticassero le opere di Dio, ma osservassero i suoi comandamenti. Tutto ciò per non essere come i loro padri, una generazione ostinata e ribelle, una generazione dal cuore incostante. Ecco l'antidoto di bene e di amore e di grazia per i nostri figli, ma soprattutto per una continuità della nostra realtà di fede in Dio, nel Dio unico e vivente, che possa continuare da ora e per sempre. L'ultima cosa che voglio dirvi a tutti voi è che quando ci sono dei bambini in chiesa, sorridetegli, che non fa male. Non c'è bisogno di dire niente, non c'è bisogno di parlare, ma lasciatevi vedere con un viso sorridente, perché è un messaggio importante che passa. Ve lo dico, remore della mia storia di chiesa, dove c'erano persone brutte, quando ero bambino, ed erano brutte, e io avevo paura di queste persone. Erano persone della Chiesa, ma erano brutte. C'erano anche quelle belle, che le porto qui nel cuore, come delle perle preziose, che mi danno sempre dei ricordi e che non appena li penso mi viene il sorriso. Vi potrei dire i nomi di ognuno di loro. A sorella Concettina, a sorella Neduzza, dei pilastri di fede e di amore che hanno scritto ognuno di loro una parola nella mia vita, e di tante altre. Anche uomini brutti di cui avevo paura, ma uomini belli che mi piaceva stare con loro. E io quello che spero nel Signore, che ognuno di voi possa essere un uomo bello, una donna bella, un bel sorriso per poter benedire e dare un messaggio di accoglienza a coloro che sono più piccoli di noi. Non avete bisogno di toccarli i bambini, specialmente se non vogliono essere toccati. Non forzate la mano, assolutamente no. Ma il sorriso lo potete dare senza toccare i bambini, lo potete dare sempre e dovunque, anche quando siete per strada. Ci sono dei bambini che vi stuzzicano. Rispondete, ma rispondete con un sorriso, perché altrimenti sarete persone brutte e vi ricorderanno come visi brutti. Io invece voglio essere ricordato come un viso bello. Già sono bello di mio. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per la tua parola, perché ci mette davanti a una storia che ci racconta tanti momenti belli, ma anche difficili, dei momenti in cui tu hai accompagnato il tuo popolo, ma dei momenti in cui questo popolo ha fatto quello che voleva. È andato a sbandare, a farsi del male e poi a piangere. Quello che ci rincuora, Signore, è che la tua misericordia e la tua grazia è stata sempre pronta per poter riaccogliere questo popolo, per poter fare ancora una volta grazie a loro.
A maggior ragione, Signore, il nostro cuore è confortato, il nostro cuore è rassicurato in Te, perché in Cristo, Signore, Tu sei in noi, grazie allo Spirito Santo, e sei ancora in noi per poterci riscaldare il cuore ed essere questo Padre amoroso, amorevole, che ci accoglie anche quando facciamo le nostre cretinate. Dacci la sensibilità, Signore, di sentire la Tua voce. Dacci la sensibilità, Signore, di venire a chiederti perdono quando c'è da chiederti perdono. Dacci la sensibilità di perdonarci gli uni e gli altri affinché possiamo vivere bene, come hanno fatto Simeone e Giuda, che si sono alleati e che hanno lavorato bene insieme, hanno lottato bene insieme, hanno raggiunto gli obiettivi insieme e Tu li hai benedetto. Signore, fa che con questo esempio tutti noi possiamo essere l'un l'altro vicino l'uno all'altro, in modo da poter camminare nelle Tue vie, aiutandoci gli uni e gli altri, sostenendoci l'un l'altro, in modo che insieme possiamo raggiungere gli obiettivi che Tu desideri che vengano raggiunti da questa Chiesa. Signore, Ti preghiamo tutte queste cose nel nome e nella grazia di Gesù. Amen. Dio vi benedica. Abbiamo parlato di continuità e anche di discontinuità. Questo è un elemento di discontinuità che è stato ricostruito dall'opera della croce. E il canto che faremo questa mattina parla di questa rottura in qualche modo, no? E di come Dio ripristina questa alleanza attraverso delle promesse molto importanti. E il canto che faremo questa mattina, che conclude questo incontro, è O mio Signor, se guardo il cielo e stelle. Guardiamo la perfezione, ma guardiamo anche a come Dio ha risolto quella discontinuità attraverso il sacrificio del Figlio. Si dolce mormora l'anima mia, Signore.
Amen. Grande tu sei. Salutiamo